giornata cari amici dalla redazione di Media News TV Europe. Oggi nel nostro approfondimento torniamo indietro alla terribile notte nel porto di Livorno, dove il 10 aprile del 1991 il traghetto di linea Moby Prince incredibilmente si schiantò con una collisione sulla petroliera Agip Abruzzo. Persero la vita purtroppo 140 persone. Ora parte la causa civile da parte degli avvocati contro lo Stato, ritenuto responsabile su richiesta dei familiari delle vittime che hanno annunciato l'azione legale dopo ben 28 anni. 10 aprile 1991, ore 22:25 a Livorno, un traghetto dell'armatore onorato, la Moby Prince, con a bordo 140 passeggeri, sperona la petroliera Agip Abruzzo, ferma all'ancora. 98.000 tonnellate di stazza lorda e un equipaggio di 28 uomini. Lo squarcio provoca una fuoriuscita del combustibile che prende fuoco investendo entrambe le navi. I soccorsi arrivano soltanto dopo un'ora e 20 minuti. A salvarsi saranno gli uomini sulla petroliera e l'unico superstite della Moby Prince, il mozzo Alessio Bertrand. Ecco già una prima nota che stona dunque. Il primo Mayday arriva a pochi secondi dall'impatto, i soccorsi dopo oltre un'ora. L'altra stonatura è tutta racchiusa nella parola incidente che per anni si è voluta applicare all'evento. Di certo noi possiamo dire oggi che quella del Moby Prince fu una strage di fatto. Fu il frutto di un insieme di scelte che posero l'interesse privato prima di quello collettivo. A raccontare i tanti buchi neri di quella che è invece stata una strage di cui si commemora a Livorno oggi il 28° anniversario sono i due autori del libro edito da Chiare Lettere, Il caso Moby Prince, la strage impunita. La vicenda del Moby Prince ha subito per tutti questi anni un silenzio che è stato istituzionale, un silenzio mediatico, è stata una strage, prima ancora che impunita, una strage dimenticata. Quello che abbiamo raccontato nel libro sostanzialmente sono le conclusioni a cui arriva la Commissione parlamentare d'inchiesta. Tra queste novità, c'è quella che forse è una delle vicende più iconiche di questa drammatica vicenda, che è quella della nebbia, della presenza della nebbia in rada quella notte come causa della collisione. In realtà è stato accertato dalla Commissione che quella sera la nebbia non era presente nella rada del porto di Livorno e che quella notte la petroliera si trovava al momento della collisione in un'area interdetta all'ancoraggio e quindi si trovava in divieto di sosta. A difendere da sempre il diritto alla verità a dispetto di sentenze ribaltate dal lavoro della commissione d'inchiesta è l'associazione Moby Prince 140 che raccoglie molti parenti delle vittime. In una nota viene spiegato che l'ipotesi su cui hanno lavorato i legali è basata su alcune precedenti sentenze relative al giudizio promosso dai familiari delle vittime della strage di Ustica e si fonda sulla violazione dell'obbligo delle amministrazioni competenti di garantire la sicurezza in mare, soprattutto in relazione al traffico che si verifica all'interno dei porti. Saranno citati in giudizio i ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e anche la presidenza del Consiglio. La citazione spiega nella nota, il pool degli avvocati parte da alcuni punti fermi fissati per la prima volta proprio dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, quali la posizione della petroliera in area vietata all'ancoraggio e la sopravvivenza a bordo del traghetto. Sostenere perciò la responsabilità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per non avere garantito la sicurezza della navigazione nella rada del porto di Livorno, creando e non rimuovendo la situazione di pericolo, rivelatasi decisiva nella collisione tra la petroliera Agip Abruzzo e il traghetto Moby Prince, nonché il colpevole gravissimo ritardo con il quale venne individuato il traghetto e vennero approntati allo stesso modo i soccorsi. In altre parole, al di là della ricostruzione dell'evento, si contesta che se l'amministrazione avesse adempiuto ai propri obblighi, l'evento non si sarebbe verificato o quantomeno avrebbe avuto conseguenze meno gravi, considerando che nessun soccorso fu portato alla nave passeggeri e che sono emerse prove evidenti di una prolungata sopravvivenza a bordo. Buonasera, Moby Prince. Moby Prince, canale 13. Siamo incendiati, ci è venuta la nave addosso. Siamo incendiati, ci è venuta addosso la
la nave che ci è venuta addosso non vediamo né nome né niente. Voi a che punto siete? Sembra una pentolina quella che ci è venuta addosso. Vigili del fuoco Agip Abruzzo, noi abbiamo Iranian Light, crude oil, però non sappiamo la pentolina che ci è venuta addosso cosa ha a bordo. Non sappiamo cosa avesse la pentolina, da quello che ci discolta c'è tutta superficie di fiamme, quindi deve essere fiore di fiamme. This is Krisa for the ship on the Blue Anchorage. I'm moving out. Very clear. Starboard, I am gallant to please get clear of me. I'm moving out. I'm moving out. We are moving out. È la Moby Prince, per cui ha fatto operazioni commerciali, c'è un sacco di gente sopra. Sono 50 passeggeri, mi dicono. Sulla sinistra, punta sulla nave per favore, che c'è ancora gente, ci dice questo naufrago che abbiamo raccolto. Abbiamo raccolto un naufrago, dice che c'è ancora persone sulla nave. No, lasciano un attimo libero il canale, un naufrago l'abbiamo già raccolto. Adesso abbiamo da civili sia anche a noi che inducia. Andare a poppa della nave, il naufrago ci dice che ci sono ancora dei naufraghi da salvare. Dunque il naufrago ha dichiarato se sono buttati in mare altri oppure no? Il naufrago ha detto sono tutti morti bruciati. I legali delle famiglie concludono affermando che il tempo trascorso in attesa di una verità giudiziaria, oggi ricorrono infatti 28 anni dalla tragedia, non potrà essere considerato preclusivo dalla possibilità di esercitare i diritti dei familiari delle vittime, tenuto conto che solo con la pubblicazione della relazione della Commissione i danneggiati sono stati messi nella condizione di far valere le loro pretese. Intanto ieri il Presidente del Consiglio regionale toscano, Andrea Giani, intervenendo alla commemorazione, ha sottolineato che bisognerà arrivare presto alla verità di questa vicenda oscura, per una giustizia assicurata, con forza e senza sentire alleggerito il peso del dolore dei familiari delle 140 vittime della Moby Prince.